Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa per la provincia di Venezia. Si parte con la nuova Venezia. Vedete comunque che Lega, Manzato, io rappresento la base, è la notizia che impera sui giornali del gruppo, ma noi andiamo a vedere gli altri titoli. Patto edili sindacati ANCE per far lavorare i rifugiati. Ieri la firma del protocollo voluto lo scorso anno dal governo Draghi per un'accoglienza attiva. Il prefetto di Bari, iniziativa che aiuta a formare personale in un settore in espansione. I voti della maturità 2023, prova scritta con Moravia, Angela e Fallaci. E vediamo un po' qui, insomma, sono i volti dei bravi, diciamo, si mettono ogni anno i volti dei bravi, poi naturalmente i voti li sapremo di tutti più avanti. Europa e sindaci, prima di tutto bisogna tutelare i bambini, si parla ancora delle registrazioni impugnate all'anagrafe, se ne parla da qualche giorno. Sotto, accoltellò la compagna, si toglie la vita in carcere, notizie che troviamo in più di un giornale. Queste rimbalzano un po' dappertutto le notizie di oggi. Marco Mengoni, amore e divieti non vanno mai d'accordo. E poi notizie di cronaca, tassa d'imbarco, ITA e Lufthansa la pagano già e resiste Ryanair. Malora al volante, si schianta in auto, muore 77 anni, illeso addirittura il cane. Andiamo a vedere sul Gazzettino la minaccia e l'omicidio, ti pianto il coltello nel cuore. Anche questa è una notizia che abbiamo ritrovato un po' su tutti i giornali. E l'Europa, la mossa del tesoro, il ministero apre al MES la rettifica, nessuna criticità, anzi può rafforzare i BTP, ma Fratelli d'Italia e Lega frenano. Ancora si parla di Manzato che sfida Stefani e non corre per perdere, e la sanità nel Veneto che è la migliore d'Italia, riportato tutto nella fotonotizia. E per quanto riguarda gli esami di maturità, se un esame riporta i ragazzi alla vita reale, diciamo che è stato molto gettonato l'esame di WhatsApp. Per quanto riguarda il Corriere del Veneto, quei 200 bambini con 2 mamme, domani il corteo, Mengoni in concerto, Leoganio, nessuno può decidere cosa la famiglia, affermazioni del cantante. Nella fotonotizia, spararono pallini alla prof, promossi 2 studenti, anche se adesso da quello che leggete la docente ferita si rivolge al ministero e chiede l'accesso ai voti, probabilmente non se la vuole mettere via. Uccisa a coltellate la compagna, si suicida in cella. Anche questa è una notizia che troviamo un po' di qua e di là su tutti i giornali. Denuncia in procura invece contro la Movida. Questa è certamente un passaggio che task force dei vigili in 30 locali sotto sorveglianza, insomma, l'avevano detto che ci sarebbe stata la task force e così è stato e così sarà, e poi vedremo come finirà. Andiamo a vedere anche la pagina di Padova per quanto riguarda, eccola qui la pagina di Padova che si sta per aprire, per quanto riguarda il nostro portale Notizie Plus. Verranno premiate le pasticcerie storiche di Montagnana, famose. È una notizia fresca perché poi succederà il 23 questa cosa, ma noi lo sappiamo in anticipo. Oggi la prima prova d'esame su tutti i superiori d'Italia, naturalmente riguarda ieri la notizia perché è di ieri sera, ma si parla di quello che è stato fatto nella prova d'esame. Basterà poi aprire eventualmente l'articolo, vedete, e trovate tutto bene spiegato in quello che è stato fatto. Fondi demaniali abbandonati vadano ai giovani imprenditori, le affermazioni di Zaia, e poi evade dagli arresti domiciliari, rintracciato e arrestato. C'è molto lavoro, come vedete, anche per i carabinieri. È tutto.